e vai, e vai, e vai, e vai. Grande Napoli, così ti voglio. Mannaggia la miseria, mi ha fatto morire, mi ha fatto. Però alla fine quel che contava era la vittoria, l'abbiamo presa, siamo in semifinale, siamo in semifinale, abbiamo buttato fuori i campioni in carica della Lazio. Sì, siamo noi semifinalisti e aspetteremo una tra Inter e Fiorentina. Ma buonasera a tutti amici, da Napoli all'87 e forza Napolese, grande Napoli, grande prestazione del nostro Napoli. Nel secondo tempo tanta sofferenza perché la Lazio è venuta fuori, ho sofferto un casino, ma Isai, ti voglio bene, ma che cosa combini? Isai ci ha costretto a giocare in 10 contro 11 e meno male che poi è stato espulso pure dall'altra parte Lucas Leiva, ma che partita è stata, bellissima partita quella tra Napoli e Lazio, solo un gol, ma ce ne potevano essere molti di più. L'incrocio dei pali di Mario Rui, la traversa della Lazio con Immobile, poi la Lazio, 2 gol annullati per fuorigioco, o 3, c'erano 3 fuorigioco, ci sono state 2 gol annullati per la Lazio, partita di sofferenza per il Napoli negli ultimi 20 minuti del secondo tempo, ad essere obiettivo sarebbe stato forse il pareggio è il risultato giusto, anche se il Napoli ha creato nel primo tempo, ha creato tantissimo. Se andiamo a vedere il salvataggio di Stracoscia, quello sulla linea che ha fatto la Lazio, Milik che ha avuto le sue occasioni per buttarla dentro, mi è piaciuto tanto oggi Demme, ha fatto una grande partita, grandi aperture di gioco. Per non parlare di Zielinski, ancora una volta il migliore secondo me a centrocampo, il migliore di tutti Insigne, grande prestazione e grande gol di Lorenzo Insigne. Insigne è il migliore in campo non solo per il gol ma per la prestazione che ci ha messo, andava anche a recuperare i palloni in fase difensiva, così come Milik, grande prestazione nonostante non abbia fatto tanto lì avanti, ma è stato presente anche nella fase difensiva e questo è importante perché il Napoli, anche gli attaccanti andavano in fase difensiva a recuperare i palloni. Prestazione importante anche di Manolas, stiamo ritrovando il Manolas che avevamo visto nella Roma, stiamo veramente trovando il difensore che tutti volevamo a inizio stagione. Veramente Manolas ha fatto una grande prestazione. Di Lorenzo l'abbiamo rivisto giocare bene, anche se aveva perso poi qualche pallone di troppo, però ha fatto una buona prestazione di Lorenzo. Elmas quando è entrato, ma Demme mi è piaciuto tanto a centrocampo, appunto. Da parte della Lazio, che devo dire, è entrato Correa, ha dato una scossa alla Lazio. La Lazio con Correa, veramente ci ha creato dei grattacapi, ci ha fatto paura. Cioè questa Lazio quando andava di contropiede, creava. Meno male abbiamo trovato una difesa del Napoli molto attenta, che saliva, ha messo sempre in fuorigioco i giocatori della Lazio. Siamo stati anche fortunati su quella traversa. Ma così poco dopo abbiamo preso anche noi la traversa, ma la Lazio ha fatto una grande partita e forse per i gol annullati di fuorigioco, ma il fuorigioco è la bravura della nostra difesa. Ci poteva stare il pareggio, ma ci prendiamo questa vittoria molto fondamentale, di molta importanza, di molto valore. Ora dobbiamo giocarcela in semifinale e arrivare fino in fondo e vincerla questa Coppa Italia. Deve essere l'obiettivo stagionale del nostro Napoli. Sto godendo, godo come un riccio, veramente. Un riccio arravogliato, proprio incartonato, proprio incullato. Mamma mia, sto proprio godendo. La pilota si è fatto male stasera, mi ha fatto male veramente a capo. Non ci ha capito niente. Nonostante abbia fatto un'ottima partita, complimenti alla Lazio perché ha fatto una grande partita con il Napoli, ma io oggi mi prendo questa vittoria, ci prendiamo questa vittoria e godiamoci questa giornata, perché questo Napoli ha fatto bene, è vero, poi siamo calati, perché quando il Napoli è calato è venuto fuori la Lazio, abbiamo rischiato grande, anche Ospina ha fatto una grande prestazione oggi, ma si è rischiato che la Lazio poteva pareggiarla e l'avrebbe potuta pareggiare anche meritatamente, ma il Napoli è stato bravo e ha ottenuto questo risultato. Niente, vittoria importantissima, prendiamoci questa semifinale e godiamo insieme e viviamo questo giorno, anzi questa notte, grazie a Dio. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti amici, da Napoliello87 e Lorenzo Insigne che ha fatto il gollettino all'Aquilottino e se l'è mangiato
nel pancettino. Buonanotte a tutti amici da Napoli, l'87 e come sempre, voglio forza Napolès!